Continuano serie positive e silenzio stampa del Matera, cose non strettamente collegate se non i rituali scaramantici del mondo del pallone. A Castrovillari la squadra di Fabiano ha avuto il grande merito di credere nel pareggio anche quando la partita aveva preso una brutta piega. L'obiettivo reale dei materani comunque era il successo pieno. I rossoneri del Pollino hanno insistito di più, ma le azioni dei lucani sono state più incisive. Primo tempo abbastanza vivace ed episodi determinanti nella ripresa. Al 26esimo a Campora viene sgambettato in area, l'arbitro Puttica di Alessandria non esita nel concedere il rigore, lo stesso attaccante non sbaglia. 2 minuti dopo viene espulso Lauriola. I materani non si arrendono e il gol del pareggio arriva nel secondo minuto di recupero. Tagliente è lesto a spedire in rete il pallone appena respinto dal portiere Dei. Mentre i tifosi locali rumoreggiavano, Fabiano, che proprio ieri rientrava dopo la squalifica, è stato espulso per proteste. Domenica prossima si ferma il campionato di C2. Alla ripresa, il 1° dicembre, il Matera affronterà in casa la Casertana, avversario abbordabile che ha appena un punto in più.